Buongiorno a tutti, grazie per essere qui con noi. Oggi, o meglio la conferenza di oggi, il Mediterraneo, un mare di cambiamenti, tenuta dalla dottoressa Annalisa Azzola, e rientra a tutto titolo all'interno del seminario permanente che per quest'anno è stato suddiviso in una serie di conferenze nel primo semestre, e nel secondo semestre non solo saranno conferenze, ma ci sarà anche una tavola rotonda, quindi un seminario permanente che portiamo avanti per il secondo anno. Cosa dire della dottoressa Azzola? Bene, mi fa piacere, primo, che viene dal DISTAV, il dipartimento dove io ho lavorato per tanti anni. Secondo, è una relatrice, probabilmente la più giovane in assoluto, che ospitiamo presso la nostra accademia ad oggi. Beh, siamo sempre felici di ospitare i giovani perché rappresentano il futuro, non solo il futuro della nostra accademia, ma anche proprio il nostro futuro, il futuro di tutti. Che cosa ha fatto la dottoressa Azzola? La dottoressa Azzola ha ottenuto un dottorato di ricerca, naturalmente laureata prima, ha ottenuto un dottorato proprio all'inizio del mese di marzo, fine del mese di marzo, e ha lavorato molto sia in ambito mediterraneo, quindi sulle scogliere rocciose del Mediterraneo, presso e anche quelle delle Maldive, questo è un piacere dirlo, ma anche vederle e visitarle, e nell'ambito di quello che è il laboratorio di ecologia del paesaggio del DISTAV. Abbiamo già ospitato, che ci ha parlato delle Maldive, la professoressa Montefalcone, e ci aveva parlato in generale del Mediterraneo il professor Danovaro, attualmente ad Ancona, ma partito da Genova. Quindi io non aggiungo altro, solo una piccola nota, anche se la dottoressa è giovane, ha un bel numero di pubblicazioni a livello nazionale e internazionale, quindi è una persona di tutto rispetto. Io le lascio lo spazio che le è dovuto e grazie. Grazie mille, professor Albertelli, per la presentazione. Ok, così mi sentite? Ottimo. E grazie all'Accademia per l'ospitalità. Oggi vi parlerò appunto di Mediterraneo, un mare di cambiamenti. Ok, scusate. Cambiamento sarà la parola chiave di questa presentazione. Questa parola che recentemente viene spesso associata al cambiamento climatico, e quindi parleremo appunto di cambiamento climatico. Come precedentemente detto, io sono ecologa marina e quindi in particolare mi focalizzerò sulla situazione del Mar Mediterraneo, del cambiamento nel Mar Mediterraneo, e poi affronterò degli aspetti di cambiamento in ecologia e concluderò presentandovi dei casi di studio recentemente condotti anche con i professori Carlo Nichebianchi e Carla Morri, che sono qui presenti, per raccontarvi anche un po' come all'interno del nostro laboratorio viene appunto indagato il cambiamento nel tempo nel Mar Mediterraneo. Ok. Cambiamento che è ovviamente inevitabile nella storia naturale del pianeta, inevitabile sia se parliamo di piccole perturbazioni che ovviamente inducono le specie e gli ecosistemi ad adattarsi al cambiamento, ma cambiamento inevitabile anche quando parliamo di processi a lungo termine su lunga scala geologica, lungo tutte le ere geologiche, se pensiamo a tutte le forme che la natura ha assunto sul pianeta Terra dall'inizio della sua storia.
Cambiamento che è inevitabile, ma è anche assolutamente necessario. Sappiamo tutti che infatti le mutazioni sono proprio alla base della speciazione, quindi della diversità biologica sul pianeta Terra, e grazie alle mutazioni, appunto ai cambiamenti a livello del materiale genetico, avvengono i processi evolutivi e sulla Terra, diciamo, la Terra può vantare un'ampia varietà di forme e di fenomeni. Quando però questa parola cambiamento ha iniziato ad avere un'accezione, diciamo così, negativa, proprio quando è stata associata al cambiamento climatico. Questo avviene nell'era dell'Antropocene, che è quella fase geologica, come sapremo tutti, per la quale addirittura si vede la specie Homo sapiens come un fattore geologico in grado di creare dei cambiamenti irreversibili sul pianeta Terra, tali per cui avvengono dei cambiamenti proprio nelle dinamiche ecosistemiche, sospingendo il pianeta e gli ecosistemi oltre i propri limiti naturali. Si parla infatti sempre di più di impatti sia a livello locale sia a livello globale da parte dell'uomo sugli ecosistemi, sia terrestri che marini. In questa mappa possiamo osservare diciamo il tasso, il numero di impatti, l'incidenza degli impatti dell'uomo negli oceani. E secondo me è interessante e anche da un certo punto di vista triste osservare come alti valori di impatto si osservano anche in zone più remote, come ad esempio quelle del centro dell'Oceano Atlantico e dell'Oceano Indiano o ai poli, che evidenziano proprio come ormai l'impatto dell'uomo abbia raggiunto anche le zone più, diciamo, pristine del pianeta Terra. Impatti che ovviamente sappiamo essere legati all'inquinamento costiero. Inquinamento costiero è anche dovuto all'inquinamento da parte delle plastiche. Oggi si parla molto anche del problema delle microplastiche, che è diventato e sta diventando anche un problema per la salute umana. Inquinamento che può essere legato a danni ambientali, come ad esempio quello degli incidenti delle petroliere. E altri impatti sono invece ad esempio quelli dell'acquacultura, per la quale è necessaria diciamo, la distruzione di interi habitat, come ad esempio i mangrovieti nelle zone tropicali per la coltivazione dei gamberi. Oppure impatti dovuti alle opere costiere, che non solo impattano nella zona in cui vengono costruiti ad esempio i porti, ma incidono anche proprio sulla dinamica costiera intorno all'area dove i porti vengono costruiti. E infine, non per ultimo, la sovrapesca e diciamo il sovrasfruttamento di tutte le risorse legate all'oceano e al mare. Possiamo dire che questi sono alcuni degli impatti diretti che avvengono da parte dell'uomo sugli oceani e sui mari del mondo. Ci sono però anche degli impatti, per così dire, indiretti. È ormai noto che a partire dalla rivoluzione industriale l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera da parte dell'uomo abbia avuto un'incidenza sull'atmosfera e sul clima a livello terrestre. Qui osserviamo come la curva in blu che rappresenta appunto l'anidride carbonica dell'atmosfera segua lo stesso andamento dell'emissione dell'anidride carbonica da parte delle opere appunto antropiche e umane. Incremento che ormai ad oggi è dimostrato essere la causa dell'incremento anche della temperatura, e vediamo infatti in questa immagine come l'andamento dell'anidride carbonica sia speculare rispetto all'incremento di temperatura che è esponenziale soprattutto negli ultimi anni. Quindi questi cambiamenti che stanno avvenendo a livello dell'atmosfera a causa appunto dell'azione antropica e umana ha dei risvolti e quindi degli impatti indiretti sugli oceani. Oceani che sul pianeta Terra rappresentano delle, possiamo così dire, pompe energetiche, perché sono in grado di assorbire elevate quantità di calore,
Ma ovviamente se il calore aumenta in atmosfera, aumenta anche a livello degli oceani, e questo comporta dei cambiamenti, delle modificazioni nelle caratteristiche chimico-fisiche degli oceani e di conseguenza anche sugli ecosistemi marini. Sono ormai note, tra appunto le conseguenze e gli impatti di questo riscaldamento globale, la riduzione e lo scioglimento dei ghiacciai. In quest'immagine è appunto evidente come si sia ridotta la calotta polare dal 1984 al 2016. Scioglimento dei ghiacciai che porta anche ad un innalzamento del livello medio del mare, e in questo studio condotto dall'Enea possiamo osservare come ipotizzano, è uno studio diciamo così predittivo, ipotizzano come nel 2100 diverse città a livello italiano potrebbero essere sommerse proprio a causa dell'innalzamento del livello del mare. E tra le città, ad esempio, Venezia, Ferrara, Oristano e Cagliari in Sardegna. Tra gli effetti del cambiamento climatico sono inoltre da annoverare gli eventi estremi, come ad esempio le tempeste e le mareggiate. Qui riporto un esempio a noi molto vicino, la mareggiata del 2018 che ha colpito le coste ligure, che ha avuto degli effetti ovviamente sulle opere costiere, quindi sui porti, le imbarcazioni e sui comuni costieri, ma ha avuto degli effetti anche ovviamente sugli habitat marini, sugli habitat costieri. In questo scenario di cambiamenti climatici e in questo contesto, il Mar Mediterraneo, essendo un bacino semichiuso, purtroppo è particolarmente soggetto all'incremento della temperatura, e infatti detiene, diciamo così, il record per il mare che negli ultimi anni si è scaldato più velocemente. Addirittura si parla di un 20% in più rispetto alla media globale. Possiamo notarlo anche dall'immagine che mostra proprio le anomalie termiche a livello globale. Vediamo come il Mediterraneo è particolarmente rosso, quindi particolarmente più caldo rispetto a tutte le altre aree del mondo. In questi grafici si osserva come nel corso appunto del tempo, a partire in questo caso in particolare dagli anni '80, anche le isoterme, quindi proprio le temperature medie del Mar Mediterraneo, si siano spostate da sud-est, scusate, verso nord-ovest. Faccio l'esempio della Sicilia, spero che lo possiate osservare anche in fondo. In Sicilia circa negli anni '80 l'isoterma che sfiorava, diciamo così, le coste della Sicilia era quella dei 19 gradi, ad oggi siamo a 20 gradi e mezzo, proprio a dimostrare questo spostamento delle isoterme dovuto all'innalzamento della temperatura. E oltre all'innalzamento della temperatura, il Mediterraneo è soggetto anche alle anomalie termiche e quindi a quei periodi di diciamo input di calore eccessivo, e quindi sono dei periodi in cui concentrati nel tempo e nello spazio, nel cui si raggiungono temperature per così dire estreme. Quest'immagine riporta appunto le anomalie termiche di giugno 2022, quindi della passata estate, e vi faccio notare come nel Mediterraneo ci siano state delle zone, tra cui le coste liguri, che sono state soggette a temperature di circa 3-4 gradi superiori alla media climatologica e quindi alla media delle ultime decine di anni. Quali sono gli effetti del cambiamento climatico quindi sugli ecosistemi marini? Sicuramente eventi di mortalità di massa in coincidenza di queste anomalie termiche, di queste ondate di calore che portano alla mortalità di intere popolazioni di organismi. Aumento delle malattie e delle disfunzioni a livello appunto degli organismi. Ora vi mostrerò degli esempi. L'arrivo e l'espansione di quelle che vengono dette specie termofile, quindi specie che hanno affinità a queste elevate temperature e che magari non sono tipiche di un'area, ma scusate, la colonizzano proprio grazie all'aumento delle temperature, e l'espansione di queste specie comporta una
competizione con le specie native già presenti in un luogo, e quindi questa espansione di specie, per così dire, più tolleranti e questa riduzione invece delle specie più sensibili porta a una omogenizzazione biotica delle comunità. Vi faccio qualche esempio. Eventi di mortalità di massa che sono sempre maggiori, diciamo i primi casi sono stati osservati negli anni 90, in particolare un caso noto è quello avvenuto nell'area marina protetta di Portofino, dove sono state osservate mortalità di massa di gorgonie, di corallo rosso e di diverse specie. E a partire da questo periodo sono sempre più numerosi gli eventi i fenomeni di questo tipo. Le specie ovviamente possono rispondere differentemente a questi disturbi e stress sulla base delle loro caratteristiche biologiche ed ecologiche, ma se questi disturbi e stress perdurano nel tempo, come può essere l'incremento della temperatura che ormai è un trend inarrestabile, questo può comportare la morte appunto di intere popolazioni e comunità. Sicuramente tra le specie più sensibili e più vulnerabili all'incremento della temperatura, che vengono anche chiamate per questo specie target, proprio per monitorare gli effetti del cambiamento climatico, si possono annoverare a partire dall'alto le gorgonie rosse del Mediterraneo, il madreporario Cladocora cespitosa, che è il nostro corallo mediterraneo, un po' diciamo parente alla lontana dei coralli che costruiscono le scogliere coralline ai tropici, poi briozoi, spugne, alghe corallinacee incrostanti che costituiscono la base di interi habitat a livello mediterraneo. Quindi quando vengono a mancare intere popolazioni, vengono ovviamente a mancare delle funzioni proprio degli ecosistemi marini. In queste due foto di Egidio Trainito possiamo osservare come alla Secca del Papa in Sardegna ci sia stato proprio un evento di mortalità di massa drammatico, tale per cui nel 97 si osserva un fondale dominato da gorgonie, in questo caso in particolare del genere Unicella, e nel 2010 la popolazione è completamente sparita. E questo è ciò che purtroppo sta avvenendo in moltissime aree del Mediterraneo. Un altro effetto dei cambiamenti climatici, dicevo, è l'incidenza e la frequenza delle epidemie. Anche in mare, infatti, lo sapremo ovviamente, ci sono virus e batteri, ai quali gli organismi ovviamente sanno più o meno, diciamo, rispondere, sanno appunto rispondere all'azione patogena. Il problema è che se gli organismi sono già sotto stress, ad esempio per l'incremento della temperatura, questo comporta una minor capacità di rispondere ad eventuali azioni patogene. Questo è l'esempio della nacchera di mare, della Pinna nobilis in Mediterraneo, per la quale purtroppo dal 2016 sono state osservate una serie di morie di massa delle popolazioni, tanto che è stata ad oggi dichiarata a rischio di estinzione. In questa immagine si vede il logo di Life Pinna, che è un progetto europeo nel quale la mia collega che doveva essere oggi con me, Alice Oprandi, è impegnata oggi, che è un progetto che ha l'obiettivo di ripopolare il Mediterraneo di questa specie. E quindi nell'ambito di questo progetto europeo stanno provando a riprodurre questi organismi in ambiente controllato, in acquario, stanno monitorando degli habitat dove riospitare, diciamo così, la specie per poi poterla rimpiantare. Tra le disfunzioni sicuramente ci sono anche da annoverare gli eventi mucillaginosi. La mucillagine è infatti un aggregato di materiale organico e colloidale che ha origine vegetale, e forma proprio questi filamenti che possono andare a ricoprire intere aree del fondale. Questo ovviamente comporta il soffocamento degli organismi che vivono sul fondo quindi questi aggregati mucillaginosi vanno proprio a creare degli ambienti chimico-fisici tali per cui anche in questo caso intere popolazioni possono morire di anossia o sì, diciamo tendenzialmente soffocate.
A sinistra potete osservare l'immagine di una foresta di gorgonie rosse ricoperta da mucillagine e a destra addirittura un intero fondale dell'area marina protetta di Portofino ricoperta da mucillagine tale per cui non si riesce neanche a osservare che cosa ci sia sotto. Altro effetto del cambiamento climatico, come dicevo prima, l'arrivo e l'espansione di specie termofile, osservato dagli anni a partire dagli anni 80 e poi diciamo aumentato nel tempo proprio a causa anche dell'aumento delle temperature. Non sono infatti solo le alte temperature estive che favoriscono la dispersione di queste specie ad affinità calda, ad affinità tropicali, ma anche la mitigazione delle temperature invernali. Tra le specie termofile possiamo annoverare sia le specie native che le specie aliene. Le specie native sono quelle specie che sono già, diciamo così, tipiche della biodiversità del Mediterraneo, già storicamente presenti in questo bacino. Però fino a decine di anni fa queste specie erano, così per dire, confinate nelle zone più a sud e più calde del Mediterraneo, ed ora l'aumento delle temperature sta favorendo l'espansione verso nord. Sono inoltre da annoverare tra le specie termofile anche le specie aliene, cioè quelle specie che non sono tipiche originarie del Mar Mediterraneo, ma che sono entrate per diversi fattori all'interno del Mar Mediterraneo. Tra le specie aliene sono, diciamo così, famose le specie letepsiane, che sono quelle specie che sono entrate dal canale di Suez, quindi ovviamente l'apertura, diciamo così, non naturale di questo canale ha favorito l'ingresso del Mediterraneo, anche se c'è da dire che a fronte dell'apertura in realtà non un numero, diciamo così, eccessivo di specie sono riuscite ad entrare. Questo perché i fattori chimico-fisici in mare creano delle vere e proprie barriere fisiche e geografiche che non possono essere attraversate dagli organismi. L'aumento però della temperatura del Mar Mediterraneo ha, così per dire, abbattuto questa barriera fisica e ha permesso l'ingresso di più specie aliene dal Mediterraneo. In questa immagine si osserva il cambiamento nelle comunità dell'area marina protetta di Portofino in uno studio condotto dai professori Nike Bianchi e Carla Morri. In realtà è uno dei tanti che citerò. E come dicevo prima, l'espansione appunto di queste specie più tolleranti e la perdita invece delle specie più sensibili causa proprio un cambiamento nelle comunità bentoniche. E in questa immagine possiamo osservare come a 10 metri di profondità, nell'area marina protetta di Portofino, le comunità siano cambiate a partire dagli anni 80, quando erano dominate da foreste algali, ad esempio quelle del genere Sargassum, e poi nel tempo siano state invece soppiantate da tarfa algale e infine dalla Caulerpa cilindracea, che è una specie aliena. Specie aliena che è stato osservato in questo studio causa l'omogenizzazione delle comunità biotiche. Anche questo studio è stato condotto nell'area marina protetta di Portofino e dal grafico possiamo osservare come inizialmente diverse comunità appunto sui fondali dell'area marina protetta di Portofino dominate da diverse specie abbiano una differenza, una dissimilarità tra loro elevata, sono completamente diverse. Con l'arrivo delle specie aliene, in questo caso la Caulerpa cilindracea, le comunità, diciamo così, iniziano ad essere più simili perché hanno una specie in comune, ma la cosa per così dire grave è che nel momento in cui questa specie aliena diventa dominante, le due comunità non sono più dissimili tra loro, non c'è più diversità biologica tra le comunità. E questo crea omogenizzazione nelle comunità.
nell'ambito dei cambiamenti climatici e di questo problema degli effetti che hanno sulle comunità bentoniche del Mediterraneo, si è sviluppata una rete a livello internazionale, che è la rete TMEDNet, che ha proprio l'obiettivo di diffondere un protocollo di monitoraggio per valutare gli effetti del cambiamento climatico sulle comunità di scogliera. Da questo progetto nasce il progetto Mare Caldo, in collaborazione tra l'Università di Genova e Greenpeace, al quale io ho la fortuna, diciamo così, di partecipare fin dall'inizio del mio dottorato nel 2019. E questo progetto ha l'obiettivo proprio di diffondere questo protocollo, in particolare tra le aree marine protette, per monitorare l'andamento della temperatura sulla colonna d'acqua e gli effetti che eventuali anomalie termiche possono avere sulle comunità di scogliera rocciosa. Per cui nell'ambito di questo progetto andiamo a monitorare la temperatura attraverso dei sensori, dei veri e propri termometri che vengono installati sulle scogliere a partire da 40 metri di profondità fino alla superficie. Andiamo a monitorare qual è lo stato ecologico delle comunità che vengono appunto monitorate tra le diverse aree di studio, questo perché ovviamente comunità con un miglior stato ecologico possono fronteggiare meglio appunto eventuali disturbi come quelli dell'innalzamento della temperatura. Monitoriamo le mortalità di massa e le specie termofile che sono indicatrici del cambiamento climatico e infine nelle aree in cui abbiamo a disposizione serie storiche di dati valutiamo come queste siano cambiate nel tempo. Vi mostro adesso qualche esempio di risultato ottenuto. In questo caso abbiamo due grafici che mostrano la temperatura. Sulla verticale possiamo osservare la profondità, quindi la colonna d'acqua. In orizzontale abbiamo il tempo e a Portofino e all'Isola d'Elba abbiamo a disposizione 3 anni di dati. E questo ci ha permesso di confrontare le temperature medie da un anno all'altro e di osservare delle anomalie termiche, ondate di calore, a giugno del 2000, rappresentate dai soli, a giugno del 2020 e nell'estate del 2022. Qui vi mostro velocemente anche i grafici delle altre aree di studio e questo per dirvi che ovviamente 3 anni di dati non sono sufficienti per parlare in realtà di ondate di calore, anomalie termiche che vengono solitamente valutate confrontando i dati sulle medie climatologiche. Eppure, comunque, il monitoraggio ci ha permesso di osservare, diciamo così, dei surplus di calore in tutte le aree di studio nella scorsa estate del 2022. Per quanto riguarda lo stato ecologico, l'abbiamo valutato applicando degli indici di diversità, quindi banalmente andando a valutare quale fosse la biodiversità nelle diverse aree, e vi riporto questo grafico perché secondo me è interessante osservare come l'Isola d'Elba, che è l'unica area di studio che non è un'area marina protetta, riporta i più bassi valori di stato ecologico, di diversità. Questo può un po', diciamo così, dimostrare come le aree marine protette rappresentino uno strumento per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, anche se purtroppo ovviamente l'aumento delle temperature non può essere escluso, diciamo così, dai confini delle aree marine protette. Ed infatti nell'ambito del progetto abbiamo osservato come, ad esempio, dall'estate 2020 all'autunno 2021 ci sia stato un aumento delle morie della specie Paramuricea clavata, che è la gorgonia rossa, nell'area marina protetta di Portofino, proprio a dimostrare che purtroppo le aree marine protette sono un'ottima strategia per mitigare il cambiamento climatico, ma servono azioni a livello globale. Per quanto riguarda le specie termofile, in questo grafico vediamo da sinistra verso destra le aree in ordine diciamo di gradiente latitudinale, quindi da nord a sud. Abbiamo ovviamente osservato un gradiente che ha dimostrato un maggior numero di specie termofile nelle aree più a sud, quindi ad esempio a Capo Carbonara in Sardegna o al Plemmirio in Sicilia, ma è interessante osservare come per esempio all'Isola d'Elba
si siano osservati lo stesso numero di specie termofile che a Torre Guaceto, più a sud in Puglia. E comunque anche a Portofino e nelle Cinque Terre, che sono comunque due aree del settore più freddo del Mar Mediterraneo e a nord, sono state osservate specie termofile e addirittura specie aliene. Per quanto riguarda invece il cambiamento nel tempo, vi mostro questo grafico, questo è diciamo una rappresentazione grafica da un'analisi statistica che viene effettuata per valutare il cambiamento nel tempo. Le osservazioni fatte a diverso tempo sono i pallini blu, e vengono distribuite nel grafico a seconda della somiglianza tra appunto osservazioni, tra comunità. E possiamo notare come tutte le osservazioni degli anni 50 siano in alto a destra rispetto al grafico, e poi le osservazioni fatte negli anni successivi siano molto distanti, proprio a indicare che c'è stato un cambiamento drastico nelle comunità bentoniche di Portofino. E questo cambiamento in realtà è stato osservato per tutte le aree per cui avevamo a disposizione dati storici. Quindi, nell'ambito dell'ecologia, l'accezione del cambiamento ha avuto un'evoluzione del tempo. Negli anni 60, infatti, l'ecologia dell'equilibrio vedeva le comunità bentoniche marine come comunità stabili, che erano in perfetto equilibrio con i valori medi dei parametri ambientali nelle quali esse vivevano. Negli anni '80 inizia a diffondersi quella che possiamo definire una nuova ecologia, che inizia a vedere i disturbi e gli stress come dei fattori in grado di modificare le comunità marine, e quindi che non sono quindi più viste come deterministiche e stabili, ma sono viste a questo punto come imprevedibili. Negli anni 2000, anche grazie agli studi dei professori Carlo Bianchi e Carla Morri, viene diffusa l'ecologia del cambiamento. Io, scusate, li cito perché sono qui e sono cresciuta con loro. Quindi ecologia del cambiamento, che vede proprio le comunità come in semplice cambiamento, quindi che diciamo definisce le comunità come qualcosa che non fluttuano e non sono stabili intorno a un equilibrio, ma semplicemente cambiano nel tempo, e questo cambiamento sta avvenendo a scale temporali sempre più brevi di quanto ci si possa aspettare. Ovviamente per valutare il cambiamento nel tempo sono necessarie serie storiche di dati, serie storiche temporali, che tuttavia purtroppo sono rare, soprattutto quelle che ricoprono periodi che vanno oltre la carriera del singolo scienziato. E quindi in questi casi è possibile, diciamo così, rivisitare dei siti già studiati in precedenza per confrontare appunto i dati storici con i dati più recenti. Nell'analisi del cambiamento del tempo, quando le serie storiche temporali vanno oltre, diciamo così, la carriera del singolo scienziato, bisogna ovviamente tenere conto dell'effetto osservatore, cioè la persona che raccoglie dati e che osserva l'evento naturale, se cambia questo può comportare ovviamente un errore, diciamo così, nell'analisi del cambiamento nel tempo. Ecco perché in questa tipologia, diciamo così, di analisi va sempre tenuto in considerazione l'effetto osservatore. Nell'ambito del mio dottorato in realtà ho avuto la possibilità di confrontare e valutare l'effetto osservatore tra dati storici e dati raccolti più recentemente, e abbiamo osservato che in realtà quando la scala, diciamo così, di studio è ampia, l'effetto osservatore non incide sull'analisi del cambiamento nel tempo, che è sempre maggiore rispetto all'effetto osservatore. Anche un po' a dimostrazione di quanto velocemente stiano cambiando appunto gli ambienti marini.
Ora vi presenterò degli esempi di casi di studio che ho seguito nell'ambito del mio dottorato e diciamo che il cambiamento nel tempo è possibile valutarlo a diversi livelli di complessità, quindi a partire dall'analisi delle popolazioni, che quindi vedono l'analisi della densità degli individui all'interno di una popolazione o della taglia degli individui all'interno di una popolazione, ad un livello diciamo così superiore l'analisi delle comunità di cui abbiamo ampiamente parlato. E poi, in ultimo, cambiamento nel tempo a livello di funzionalità dell'ecosistema, quindi non più basato sulla specie, sulle composizioni specifica, ma sulle funzioni proprio dell'ecosistema. E vi racconto di questi casi studio anche un po' per spiegarvi come avviene proprio l'analisi del cambiamento nel tempo. Qui ci troviamo a Bocca di Magra, alla Spezia, dove è presente una popolazione di Cladocora cespitosa che forma, possiamo così dire, delle piccole scogliere di corallo mediterraneo. Queste scogliere sono state studiate per la prima volta negli anni 90, dove sono stati fatti dei rilevamenti in immersione subacquea. Diciamo così, il nostro lavoro si basa un po' proprio su questo, sull'andare sott'acqua, raccogliere dati su una lavagnetta in PVC e in questo modo osservare i fenomeni e gli eventi. In questo caso erano state prese misure appunto della dimensione delle colonie e della densità all'interno di un'area stimata, che per noi vuol dire il numero di pinneggiate, e in quest'area potete vedere dal grafico in alto come sulla verticale abbiamo la dimensione delle colonie, quindi a partire da quelle più piccole di circa 5 cm a quelle più grandi di circa 30 cm, e negli anni 90 la popolazione era dominata da colonie di media taglia, 15-20 cm, 10-15 cm circa. Nel 2019 abbiamo ripercorso lo stesso studio, quindi applicando lo stesso metodo di campionamento, e abbiamo osservato come la popolazione ora sia dominata da colonie di piccola taglia, circa 5 cm, e sono sparite completamente le colonie di grandi taglie. E questo diciamo che dimostra anche un po' una riduzione della capacità costruttiva di questa specie, e quindi queste scogliere, per così dire, di Cladocora cespitosa potrebbero sparire dal Mediterraneo. Abbiamo voluto indagare un pochino le cause di questa riduzione, quindi abbiamo studiato diverse popolazioni in Mar Ligure. Abbiamo osservato come gli effetti dell'aumento della temperatura, che sono visibili sui coralli perché questi coralli, come quelli tropicali, sbiancano, siano più evidenti sulle colonie di maggiori dimensioni. E quindi abbiamo osservato una correlazione significativa proprio tra gli eventi di mortalità, i segnali di necrosi sulle colonie e la dimensione, proprio a dimostrare come la temperatura sia il fattore che sta causando la riduzione delle popolazioni di questa specie. Un altro studio che vi presento è quello invece di una specie aliena, un mollusco alieno in particolare, arrivato dal Mar Rosso, che ha attratto la nostra attenzione perché l'abbiamo osservato all'isola d'Elba, e questa specie e questa segnalazione, diciamo così, questo record è la più a nord del Mar Mediterraneo. Abbiamo allora voluto un pochino indagare come si è evoluta l'espansione di questa specie e siamo andati a raccogliere in letteratura tutte le segnalazioni presenti di questa specie dalla prima risalente al 2001. E abbiamo osservato che cosa? Che a partire dal 2001 questa specie diciamo, ha avuto un range di espansione sempre più veloce, sempre più esponenziale, in particolare a partire dal 2014, che è l'anno in cui è stato osservato anche un incremento significativo della temperatura, di nuovo a dimostrare come il cambiamento climatico stia incidendo, eccetera, eccetera. Quindi questi cambiamenti a livello di composizione delle specie, dicevo prima, comportano dei cambiamenti proprio a livello di composizione della comunità, e vi riporto qui un altro esempio di studio condotto in questo caso in Sardegna, nell'area marina protetta di Capo Carbonara, dove siamo andati a confrontare dei dati storici del 2000 con dei dati raccolti nel 2020,
e abbiamo voluto, diciamo così, concentrarci su delle specie indicatrici. In questo caso si osservano specie indicatrici del cambiamento climatico, quindi abbiamo osservato che ad esempio le specie aliene e le specie termofile in quest'area siano aumentate. Sono diminuite le specie soggette più suscettibili al cambiamento climatico, come ad esempio le gorgogne che si vedono in queste immagini, proprio ad indicare come il cambiamento sia avvenuto a fronte dei cambiamenti climatici. Di contro abbiamo voluto indagare anche quelle che erano le specie che erano indicatrici della protezione invece a livello locale, e quindi le specie che sono ad esempio solitamente pescate o impattate dal turismo subacqueo, e in questo caso abbiamo osservato che le specie sono aumentate o rimaste stabili, a dimostrazione del fatto che le politiche di gestione locale delle aree marine protette hanno protetto e conservato queste specie. Ultimo caso di studio che vi presento è quello delle Cinque Terre, Punta Meschio in particolare. Questa è una serie storica di dati più unica che rara, direi, iniziata a partire dagli anni 60 dalla ricercatrice Lucia Rossi in collaborazione con il fotografo Gianni Roghi. E in questo caso abbiamo indagato il cambiamento nel tempo nell'habitat coralligeno, un habitat che viene definito hotspot di biodiversità nel Mediterraneo, perché costituito da specie particolari quali appunto le gorgonie, il corallo rosso. E anche in questo caso è stato osservato un cambiamento drastico nel tempo. Di nuovo abbiamo un grafico che ci mostra come le comunità degli anni 60 e degli anni 90 sulla sinistra fossero vicine, quindi simili tra loro. Dagli anni 96 in avanti le comunità si distinguono, quindi avviene quello che viene definito in ecologia un vero e proprio cambiamento di fase a livello della comunità, dovuto, si vede dal grafico di fianco, ad una riduzione di alcune specie caratterizzanti, come le alghe corallinacee che formano proprio la base su cui si va a creare l'habitat coralligeno, e l'aumento invece di specie aliene inverdi quali la caulerpa e la wormersleiella. Questo cambiamento dovuto probabilmente anche in realtà a opere costiere, ai lavori che sono stati condotti ad esempio nel porticciolo di Monterosso, e vediamo dagli anni 90 al 2017 come sia aumentata la sedimentazione sul fondo proprio a causa appunto dell'impatto locale. Ci siamo posti una domanda e ci siamo chiesti se il cambiamento nella composizione specifica della comunità possa aver avuto degli effetti anche sulla funzionalità dell'ecosistema. E come abbiamo fatto? Abbiamo analizzato la comunità non più da un punto di vista della composizione appunto specifica delle specie, ma da un punto di vista della funzione che queste specie hanno all'interno dell'ecosistema. E abbiamo analizzato come sia cambiato nel tempo il trofismo, quindi come, diciamo così, si alimentano le specie, le funzioni che adottano per alimentarsi, la tridimensionalità dell'habitat e la capacità da parte delle specie di biocostruire. E quello che abbiamo osservato è che in realtà le funzioni nel tempo si sono mantenute, quindi tutte le funzioni che venivano svolte da queste specie sono rimaste le stesse. Il problema è che all'interno di queste funzioni il numero di specie che le svolge sono diminuite, quindi si è ridotta la ridondanza delle diverse funzioni, e questo ovviamente comporta una riduzione nella resilienza dell'ecosistema a fronte di eventuali nuovi disturbi e stress. Quindi la domanda che mi pongo, che vorrei porgere ai climatologi e agli scienziati è: siamo al punto di non ritorno? Beh, per certi aspetti sicuramente sì, da un punto di vista climatico sarà, credo si possa dire, impossibile tornare indietro. In questo grafico vediamo in blu come aumenterà, come sarà l'andamento della temperatura se riducessimo a partire da oggi di 4 volte l'emissione dell'anidride carbonica, in rosso invece se l'emissione rimanesse la stessa, e appunto questo ci dimostra proprio che sì, siamo a un punto di non ritorno dal punto di vista climatico. Io però in realtà vorrei concludere in maniera positiva con
un po' tra virgolette di speranza, perché sicuramente sono sempre di più gli accordi e i trattati regionali e internazionali che diciamo vengono proposti a livello globale e a livello locale. Sicuramente una risposta può essere una gestione più sostenibile, scusate, delle risorse. La protezione dell'ambiente marino, abbiamo visto come le aree marine protette possano essere comunque una risposta per la mitigazione dei cambiamenti climatici, e vi mostro velocemente questo grafico che illustra le aree marine protette a livello globale, e ad oggi abbiamo un obiettivo che è quello di arrivare a proteggere il 30% degli oceani nel 2030. Sicuramente un'altra diciamo, risposta può essere quella dell'habitat restoration, come l'esempio della Nachera di mare che vi ho fatto, quindi quella di provare a diciamo così, restaurare gli habitat che sono stati impattati. E abbiamo già visto questa immagine di appunto quelli che possono essere definiti dei coltivatori del mare, sono dei ricercatori scientifici in realtà che stanno proprio piantando Posidonia oceanica sul fondo. Questo invece è un esempio tropicale che vi riporto, però l'habitat restoration è diffuso per esempio anche nelle scogliere coralline tropicali, dove si sta proprio cercando di coltivare, per così dire, i coralli sott'acqua e rimpiantarli poi nei reef già impattati. E sicuramente il monitoraggio ambientale e la ricerca, che sono alla base della cultura e di conseguenza dell'educazione, che possono portare a una maggiore consapevolezza e a delle scelte individuali più sostenibili. E io vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie per la conferenza. Io avrei 1.000.000 di domande, ma se mai ne parleremo a parte, sì, un po' tardi. Chiedo se avete delle domande da porre alla dottoressa. Effettivamente è stata molto chiara. Grazie. Prego. Più che una domanda è un'osservazione, cioè io che ho studiato le antiche linee di riva del Mediterraneo, cosa vuol dire antiche linee di riva? Vuol dire alti livelli di stazionamento del mare in corrispondenza dei picchi interglaciali. Allora l'ultimo picco è quello tirreniano. Nel Tirreniano si è trovato soprattutto nel Tirreno ma anche nello Ionio fossili i cosiddetti fossili senegalesi o tropicali, insomma, come lo Strombus bubonius, il Conus testudinarius, lo Spondylus gederopus, eccetera, eccetera, quelli che mi ricordo adesso. Tra l'altro, guardate, casualmente ho in tasca proprio uno Strombus bubonius. Vedete, è una conchiglia molto pesante, grossa e di mare caldo, che credo sia stata trovata anche ai Balzi Rossi, credo, ma non sono sicuro. Quindi ecco, voglio dire che non c'è un limite al riscaldamento. Può darsi che questo riscaldamento arrivi a tale quale a quello dell'ultimo interglaciale tirreniano, che pare avesse 4 metri in più di livello del mare rispetto a oggi, pare, perché non si è sicuri. E quindi con l'arrivo di queste bestie tropicali, anche, cioè, come si fa a prevedere? Bisogna, magari ci aggiorniamo fra 20-30 anni, vediamo un po' la situazione. Sì. No. Allora, effettivamente nel passato si è sempre assistito a dei cambiamenti. Certo, non sappiamo quanto repentini siano stati rispetto a quello che sta accadendo oggi. Ecco. Prego. Sì.
quello che mi viene anche da aggiungere è che ovviamente anche se i cambiamenti dovessero essere particolarmente repentini, se la temperatura dovesse salire, il problema dal mio punto di vista totalmente soggettivo e personale non è tanto un problema in realtà ambientale, nel senso che appunto la storia della Terra ha visto un cambiamento, un'evoluzione di fasi che si sono succedute, è inutile che lo dica, calde, fredde, eccetera. E il problema è molto, diciamo così, egoistico, personale, antropocentrico, perché bisognerà valutare se poi queste condizioni saranno appunto non comporteranno impatti sempre maggiori all'umanità, perché poi è questo il problema, non credo io, non tanto da un punto di vista ambientale. Il pianeta Terra, gli oceani vanno avanti, cambieranno con o senza di noi, e quindi è un problema più, quello della mitigazione del cambiamento climatico è più un problema, se vogliamo così dire, appunto egoistico e antropocentrico e non naturale. Io volevo sottolineare una cosa. L'analisi che ha proposto la dottoressa, l'MDS, il grafico che è stato presentato con quelle 3 aree dal 1990, se non sbaglio, dal 1950, volevo sottolineare che è un'analisi estremamente potente. Quindi non è la statistica fatta su piccoli numeri, e devo dire che comunque l'MDS funzionerebbe anche su piccoli numeri. Non saprei spiegare l'algoritmo che c'è all'interno, però effettivamente è un qualche cosa di molto attendibile. Non è la famosa statistica del pollo di cui tutti abbiamo nozione. Bene, se non ci sono altre richieste, io ringrazio la dottoressa. Grazie. E vi aspettiamo per le prossime conferenze. La prossima di giovedì è una conferenza di lettere, e tra 15 giorni ci sarà una conferenza di scienze. Grazie ancora e arrivederci.